Dopo che per migliaia di anni il senese è stato sconosciuto e tenuto in poca considerazione, ora l'esempio che la società ligure senese si aderisce e Pacca comincia a capire l'importanza di mantenere la sua lingua storica. Anche perché non tutti parlano italiano e impeggi, qualche di come senese o l'avvio di usi ufficiali e una letteratura importante. Sai un po' perdere questo patrimonio di cultura, proprio in un momento in cui la globalizzazione all'impone da avere un'identità forte, per non scendere come popolo. Si capisce allora perché nell'ambito di attività di l'INSS la questione della lingua allegge in ruolo primario. Con questo documento, donde i figli da scuola 10 dicembre l'esanno fa, invece di fare pigiare i figli l'abitudine alla fonologia senese, intendiamo asci lasciare in documento in suo stato attuale do senese in te nuove generazioni. Una volta che una volpe che stufa da vegulu de lungo april. E mettendo a frutto a furbaia alla convinto a non scurila ciò. Perché ha gadito che aveva fatto avere tutti i giorni un mangiasse gusto. Uscì Ulu, stanco famou, Ula accettò del suo amico. Si sono messi in cammino verso un pro donde era tante pegue. Il pastore culea orbu per contare pegue o se fava passare tra mezzo a gambe. E così a volpe alla dito a Ulu. Pigiamo 2 pegue di quelle che la raccontò. E che femo passare torna tra le gambe così o non se ne accorse. E poi scappemmo e se ne mangiamo una per una e così hanno fatto. Però per mettersi a seguire doveva attraversare il fiume. E a volpe la dito torna a Ulu. Fema così, prima te me porti dall'altra zina, poi ti vegni in tre a pigiare una pegua. E poi ti vegni torna a pigiare l'altra. Ma quando lui alla passò a prima, a volpe a se la mangiò all'esta. Intanto Ulu olea a netu per pigiarsi a seconda. Ma ho se visto davanti un paesen coi bacchi che han detto ciò che c'è un sacco. Quando poi lo è riuscito, arriva da volpe. Le agafetto crede che a pegua a scappa e che le asci a lea de spia. Se sumisi tu una pecami e stete a rivedere da un pulà. A urpe alla dito, a Ulu, fammi montare in scia tu schegna, che così entro de pe un barconetto. E tosto che son drento te arbo a porta, ma tosto che le entra e se papà 2 galline. Da per aperta porta e avanti che entrasse lui, alle scappaccio l'esta che poteva. Desanche patron, dopo tutto, usciato fetu in tu pullà o seva arrivò. De fetu lui la giusto in tru che arrivò una scarassata de bacchè che la derenò. E così de lungo che panza vea, o le arrivò da volpe che si lamentava che aveva una gamba rotta. La vosciù che Ulu portesse in camalletta, tanto che andava a urpe a dimba tra miso e dì. Ran, kumarato porto sam. Allora lui che domandò, ma volpe, cos'è lei che ti dici? Oh, niente, ma lamento perché son tanto maciapà. Succede che per cammino a volpe che l'aiva mangiò acciata panza che vegnò una gran scarma. Così la pregò lui a fermarsi per bere da un pozzo, ma miando di sua l'ha visto che l'egua le bassa. E alla dito, femo così, avanti bevu mi, che me egni e a cua. Quando ti dico lappu, ti metti su, poi ti bevi ti. Intanto le rescia beve tanto da levasse a que e poi lui la tia su. Ma quando l'esteto fosse giù e ho dito lappo a volpe, pensando che alla fine o si era accorto d'essere stato pigiato in giù, Io se la via mangiare ha risposto e mi per a cua del ghilascio e la lasciò casa in tu posto.